È ottobre, sono le 11 del mattino e come vedete ci sono 23 gradi, un'estate che sembra non voglia lasciare spazio all'autunno. Pensate, in questi giorni sono state registrate le temperature più calde dell'anno in alcune città d'Italia. L'ha mai visto un ottobre così caldo? Mai, la prima volta. Che bello, a me piace il caldo. Quindi lei è contenta? Sì, 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 contenta. La vedo in manichette corte, fa caldo ancora? Sì, purtroppo dico perché non è stagione del caldo, però il tempo è questo, colpa anche nostra. Quanti gradi ci sono in Sardegna adesso? Sui 30 gradi. Temperature estive anche in tutto il territorio veneto. Le stazioni di media e alta quota infatti registrano una lunga lista di record per il mese di ottobre, quasi 22 gradi sul Monte Cesen, 26 ad Asiago, temperature anomale come ricorda il meteo bassano e pedemontana del Grappa. Ad Asiago per esempio 13 gradi sopra la media delle massime del mese. Quanto caldo fa in questo ottobre? Tantissimo, ma si sta bene però. Non è che mi comoda tanto. Adesso fa piacere perché non si usa neanche il gas, si dice, per scaldare, però Però è anomalo. ecco. Anche negli anni passati siamo andati avanti col caldo, mi ricordo che ci siamo sposati, era questo caldo ed era sempre sulla metà di ottobre, sì che voglio dire non è che sia anomalo. Dipende come che si sopporta. Io a volte sopporto bene, dipende come che mi alzo a giornata. A volte sono contenta e allora mi va benissimo anche il caldo. Se mi alzo triste dico uffa che caldo anche stamattina.